Quarta rapina violenta nel Padovano, a Masi, comando di 3 banditi, Lega imbavaglia marito e moglie di 84 e 83 anni nella loro abitazione, 200 euro il bottino. 5 provvedimenti antimafia per imprese della Marca sospettate di legami con ambienti della criminalità organizzata di stampo camorristico. Una famiglia rom residente in un campo Nava di Vicentino chiede asilo politico, decine di casi in Veneto, il no del sindaco di Tezze sul Brenta e dell'assessore Donazzan. Maxi operazione dei NAS trevigiani in Veneto per contrastare il commercio di sostanze dopanti nelle palestre, 300 perquisizioni, 2 arresti, 150 indagati. Mentre si parla di Luca Zaia come candidato premier, il leader della Lega Salvini punta sul governatore del Veneto per rafforzare il carroccio. Da Nardina bisogno il Treviso Calcio e intanto il procuratore Biasin denuncia su Facebook di essere stato malmenato dagli ultra. A Casale sul Sile, asilo nido aperto di notte ogni venerdì sera per genitori in libera uscita. Ben ritrovati con l'informazione del Veneto di Antena 3, l'avete sentito dai nostri titoli. Andiamo nella Bassa Padovana, serata di terrore per una coppia di anziani legati e rapinati nella loro abitazione. Siamo a Masi, nella Bassa Padovana appunto, magro però il bottino, ma tantissima invece la paura per i coniugi, tanto che la donna sotto shock è stata ricoverata all'ospedale, il servizio di apertura. Era l'ora di cena quando la quotidiana routine di una coppia di anziani coniugi è stata stravolta dall'irruzione nella cucina della loro casa di 3 banditi con il volto travisato. L'azione è stata fulminea. Dopo averli minacciati, i malviventi, che pare parlassero con l'accento dell'Est Europa, hanno immobilizzato marito e moglie 83 e 84 anni, legandoli con del nastro adesivo alle sedie della cucina. E mentre i 2 restavano terrorizzati nel locale, i 3 hanno cominciato a rovistare ovunque nella casa alla ricerca di denaro e preziosi. Alla fine hanno trovato 200 euro in contanti e qualche monile d'oro, quindi sono fuggiti dal retro facendo perdere le proprie tracce. Nessuno ha visto o udito nulla, nonostante l'abitazione si trovi nel centro del paese di Masi, lungo la via principale, a 2 passi dalla chiesa, dal bar, la farmacia, gli impianti sportivi, a quell'ora illuminati a giorno e con gli allenamenti in corso. Solo a una quarantina di minuti dopo i coniugi sono riusciti a liberarsi e a lanciare l'allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Este che ora conducono le indagini. I coniugi non sono stati picchiati, ma dopo l'assalto, sotto shock per lo spavento, la signora è stata ricoverata all'ospedale per accertamenti. Sulla villetta sono stati eseguiti tutti i rilievi per verificare la presenza di tracce che possono aiutare a risalire alla cattura dei rapinatori. Intanto la notizia dell'assalto si è diffusa rapidamente a Masi, un paese piccolo dove tutti si conoscono. La coppia rapinata è nota e stimata da tutti. Una bravissima persona. Ecco, e anche la moglie è una bravissima persona. Allarme anche nell'amministrazione comunale che, dopo aver ampliato gli orari di vigilanza della polizia locale, ora avvierà l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Non siamo abituati a questo tipo di azioni in Masi, un paese, come diceva lei, piccolo, di 1850 persone circa, e quindi siamo veramente esterrefatti. Ecco, in centro al paese succede anche questo. E purtroppo sono sempre più gli anziani a finire nel marino di malviventi senza scrupoli, legati, picchiati, imbavagliati solo per rubare qualche euro. Molti casi da Padova a Treviso, a Venezia, a Vicenza, casi ormai che non si contano più. Il servizio, vediamo. Malviventi senza scrupoli, violenti che si accaniscono su persone indifese, gli anziani. L'ultimo caso a Maso, e questa è la 4ª aggressione in poco più di un anno nella sola Bassa Padovana. Nel luglio scorso a Piacenza d'Adige sono stati picchiati e torturati 2 pensionati, Libero e Rosina. L'uomo scaraventato dalla scala, la moglie bruciata con il ferro da stiro, una notte da incubo per rubare loro 300 euro, sconvolto il sindaco Primo Magri. Quando vedi 2 persone da 86-87 anni
insomma, che sono stati maltrattati e con tutta la violenza che hanno subito. Questo lascia un segno onestamente. Ma la scia di aggressione è davvero lunga. Poco prima a Medaglino San Fidenzio 2 sorelle barbaramente picchiate e imbavagliate. A Treviso 2 anziane di 83-85 anni sorprese nel loro appartamento sono state massacrate di botte. L'aggressione nel pomeriggio a dare l'allarme una delle 2 sorelle che era riuscita a trascinarsi fino alla porta d'ingresso per chiedere aiuto. Malviventi che non esitano a picchiare e torturare per farsi consegnare quei pochi soldi che gli anziani tengono a casa. Solo ieri a Castelfranco Veneto ai nostri microfoni la disperazione di Lorenza Tulli, ristoratrice in pensione. Per ben 30 volte i ladri le sono entrati in casa addirittura armati di piccone e pala. Probabilmente se non arrivavo entravano in camera con uno strumento che se ti picconano lei sa quanto fanno presto, te lo mettono in testa, te lo piantano nella schiena, hai voglia tu. Terrore ma anche esasperazione di questa donna che ha preso una decisione che forse mai avrebbe pensato. Io adesso andrò al poligono di tiro a Bassano, mi prenderò una pistola, dormirò con la pistola sotto il cuscino, ecco, e chiunque entrerà non in casa mia, nel mio giardino, ecco, io sparerò. Parole dettate anche dalla rabbia di vedersi aggredita nella sua casa. Lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, aveva commentato così le innumerevoli aggressioni ai danni di persone del tutto indifese. Non è un paese civile quello che non riesce a proteggere i suoi cittadini più deboli. Non lo è un paese nel quale gli anziani sono quotidianamente nel mirino di malfattori che, oltre ad essere dei criminali, sono anche dei vigliacchi che se la prendono con chi non può difendersi. Possibile minaccia di infiltrazione camorristica. 5 le aziende trevigiane interdette dal prefetto di Treviso Laura Lega. Si tratta di imprese della zona di Montebelluna, tutte riconducibili ad un casertano residente della Marca con frequenti contatti con appartenenti al clan. Una concessionaria d'auto specializzata in import-export, un'attività nell'ambito della ristorazione, una in quella dei lavori edili, un'altra del commercio all'ingrosso e infine un negozio di calzature. 5 le misure interdittive antimafia a carico di altrettante aziende del Montebellunese firmate dal prefetto di Treviso Laura Lega. Un anno di indagini coordinate dalla Guardia di Finanza hanno permesso di accertare il legame di queste imprese con un casertano da tempo residente nella Marca. Gli elementi informativi raccolti in particolare dalla Guardia di Finanza su queste 5 società hanno portato a ritenere che fossero più che concreti e attuali i collegamenti di queste società con una persona già nota che aveva a sua volta dei collegamenti con esponenti della criminalità organizzata campana. Nessun lavoro certo, un tenore di vita di un certo livello, non legami diretti, hanno spiegato gli investigatori, ma contatti tra il quarantenne ed esponenti della camorra, del clan dei Casalesi. Tutti gli accertamenti hanno avuto inizio dalla richiesta di una nuova licenza al comune per la concessionaria d'auto che ha fatto scattare l'attenzione del tavolo di monitoraggio in prefettura, aziende che di fatto l'imprenditore casertano non amministrava più, almeno sulla carta. Noi riteniamo che questa persona, avendo capito di non poter operare direttamente, avesse pensato di avviare delle attività imprenditoriali utilizzando delle teste di legno, cioè delle persone con fedina penale pulita. Misure valide per un anno che impediranno alle attività legate al quarantenne di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, provvedimenti che confermano come nel territorio resti altissima l'attenzione. Si tratta del segnale che dà la misura dell'efficienza e dell'efficacia del dispositivo di vigilanza. Sono scattati degli alert, dei segnali di potenziale pericolo. Da omicidio colposo a omicidio volontario, così la Procura di Rovigo nei confronti del maresciallo che 1 anno e mezzo fa sparò ed uccise un giovane di Carmignano. È accusato di omicidio volontario il maresciallo Marco Pegoraro, 42enne comandante dei Carabinieri di Sant'Urbano. Il militare ha sparato e ucciso Mauro Guerra mentre il giovane stava scappando seminudo in mezzo ai campi a Carmignano. Una tragedia che si è verificata il 29 luglio 2015. Dalle indagini durate 19 mesi è emerso che Guerra non doveva essere sottoposto a nessun TSO a firma del sindaco, provvedimento che avrebbe potuto limitarne la libertà, e lui aveva tutti i diritti di sottrarsi a un ricovero coatto in ospedale.
Ma allora cosa è successo quel giorno? La procura di Rovigo ha escluso anche la legittima difesa. Quando è scattato l'inseguimento tra i campi, Mauro indossava un paio di slip e calzini, mentre Pegoraro era in divisa con tanto d'arma d'ordinanza. I militari quel giorno di piena estate di 1 anno e mezzo fa cercarono di convincerlo a salire in macchina per un ricovero in psichiatria. Lui si rifiutò e scappò, venne bloccato ma reagì come una furia fino a quando il 42enne non sparò ed uccise. Il PM avrebbe acquisito anche dei video realizzati con i cellulari che, analizzati da esperti, avrebbero ricostruito la dinamica. E per Marco Pegoraro l'accusa passa da omicidio colposo a volontario, che potrebbe significare per il maresciallo 21 anni di carcere. Ed ora invece vi parliamo di una polemica scoppiata in provincia di Vicenza, dove una famiglia rom ha chiesto alla prefettura lo status di rifugiato. Una famiglia rom di Vicenza presenta la domanda per ottenere lo status di rifugiato in prefettura. Apriti cielo, la polemica impazza in tutta la provincia. La domanda dei nomadi, il cui capofamiglia è già conosciuto dalle forze dell'ordine, è in attesa di essere esaminata dagli uffici del prefetto. L'assessora al sociale di Vicenza, Isabella Sala, però, ha già emesso la propria sentenza. Va accettata la loro e quella di altre famiglie, perché così li riportiamo sulla retta via, cominciano un percorso di legalità. Inaspettatamente l'assessore vicentina trova l'appoggio del sindaco sceriffo leghista di Tezze, Valerio Lago, che si dice disposto ad aiutarla. Sentite come. Io sono molto contento che questo assessore faccia queste esternazioni, così quelli che gravitano attorno a Tezze li mando lì a Vicenza. Penso che sia, non sa neanche di cosa parla, perché tentare di gestire certe etnie è improponibile, tentare di risolvere in questa maniera. Lei dice pago il pullman? No, li accompagno a piedi. Nel frattempo la Caritas ha preso una posizione chiara a favore del riconoscimento di rifugiati per i Rom, affermando che proporrà questa soluzione ad altre famiglie che gravitano nel Vicentino. Qui non comprendo la Caritas, perché c'è uno strabismo di fondo. Ma perché la Caritas non pensa agli italiani, magari padri di famiglia in difficoltà? Perché la Caritas non pensa alle famiglie che oggi non fanno un altro figlio perché sono in difficoltà magari con il lavoro? Perché la Caritas non usa i soldi che noi gli diamo, le donazioni che vengono date per le persone per bene? Vicenda Treviso Calcio, passaggio di consegne tra l'ex patron del Treviso Calcio Nardini e l'imprenditore avellinese Stefano Bisogno, ma ieri sera il procuratore FIFA, regista dell'operazione di cessione, il padovano Giulio Biasin, sarebbe stato aggredito da un manipolo di tifosi ed è il secondo caso in pochi mesi dopo l'aggressione subita proprio da Tiziano Nardini. Il servizio. Ieri, che era il penultimo giorno di allenamento prima delle partite, sono arrivati dei tifosi e mi hanno aggredito. Hanno dato un pugno subito a Silvano Branditi e dopo Silvano è andato via e là sono rimasto io. Ho detto te ne devi andare anche tu da Treviso, se vieni a Treviso sei morto. A parlare è Giulio Biasin, padovano di Campo San Piero, procuratore FIFA. È lui il regista dell'operazione che permetterà al Treviso Calcio di scongiurare la cancellazione e di scendere in campo domenica. Incaricato dell'operazione salvataggio ha trovato uno sponsor che potrebbe prendere per mano la squadra, una avellinese, ed ha trovato anche i giocatori svincolati che possono scendere in campo pronti a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime 11 partite. Secondo quanto racconta Biasin, ieri sera fuori dal campo di Dosson di Casier sarebbe avvenuta una brutale aggressione. Prima accerchiato, poi minacciato e infine picchiato. Almeno capire che stai parlando con l'interlocutore sbagliato, cioè uno perché è nervoso, non è che puoi incontrare uno per strada e picchiarlo, capito, così a caso. Cioè io sono qui per dare una mano al Treviso Calcio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. A me è stato chiesto da Tiziano Nardin di trovare dei giocatori svincolati per la sopravvivenza del Treviso Calcio. Questa domenica. L'imprenditore avellinese, stando agli accordi di questi giorni, condurrebbe la società a fine stagione per poi valutare con calma il proprio impegno in un secondo momento, magari sperando nel ripescaggio in Serie D e trasformando il Treviso in una SRL. Intanto però, stando alle indiscrezioni, si è accollato i debiti della società, una soluzione che a quanto pare non tutti hanno gradito. Sembrava veramente di essere in America, sono stati 2 volanti dei carabinieri, 2 della polizia e poi mi ha chiamato una signora della Digos chiedendomi tutti quanti se volevo fare denuncia. Io non ho ancora fatto denuncia perché sarei per il dialogo.
Maxi sequestro di sostanze dopanti che giungevano dal Portogallo. La procura di Padova ha condotto un'inchiesta rilevando 1500 spedizioni per oltre 900 kg di merci illegali in Italia. Un giro d'affari milionario legato al traffico illecito di farmaci e dopanti provenienti dal Portogallo. Un'indagine coordinata dalla Procura di Padova che ha portato alla scoperta nel solo 2016 di oltre 900 kg di sostanze vendute e spedite nello stivale per un valore che supera il €1.000.000. 300 le perquisizioni su tutto il territorio nazionale, 2 arresti, 150 denunce nell'ambito dell'operazione Rio Occulto. Sequestrato nandrolone, ma anche hashish e marijuana. L'inchiesta della Procura Padovana ha puntato i riflettori sugli acquisti effettuati da italiani su 2 siti web portoghesi ora oscurati, su cui si trovava ogni genere di sostanza dopante e stupefacente, sostanze illegali in Italia ma non in Portogallo. Infatti noi procediamo per la illecita importazione, perché nel nostro territorio è vietato importare queste sostanze, così come è vietato diffonderle e anche assumerle laddove siano idonee ad alterare le condizioni psicofisiche e anche ad alterare quelle che sono le prestazioni agonistiche nell'ambito sportivo. Ad aggravare la situazione la pericolosità delle sostanze commercializzate, farmaci guasti o imperfetti, alcuni in via di sperimentazione. Si tratta di sostanze prodotte in laboratori ignoti, di sostanze non destinate molto spesso ad uso umano, in via di sperimentazione e ritenute da alcuni consulenti tecnici da noi nominati pericolosi per la salute dell'uomo. Cambiamo pagina, parliamo di politica. Matteo Salvini ospite ieri sera di Ferdinando Avarino a Ring su Tele4, la televisione triestina del nostro gruppo. Il leader della Lega Nord, Salvini appunto, parla anche delle alleanze con Forza Italia dopo l'incrinatura dovuta alla caduta del sindaco di Padova Bitonci, ma soprattutto torna sull'ipotesi che Zaia possa un domani essere il candidato premier. Carità di Dio, io esprimo il mio desiderio, come Luca Zaia è il più amato in Italia, non secondo Matteo Salvini, ma secondo il sondaggio del Sole 24 Ore, quindi primo Zaia, terzo Maroni. Abbiamo 2 governatori della Lega in Italia, uno è primo e uno è terzo, mi piacerebbe fare la tripletta e metterne uno al secondo posto, così primo, secondo, terzo. Zaia premier una bufala, l'ha detto lei ultimamente, eppure è stato anche lei Zaia a dire grande. Prima potrebbe essere, vedo bene Zaia. Io ho detto, se andiamo a vincere Zaia nella squadra di governo ovviamente c'è come primo, però prima bisogna vincere. E poi lui giustamente dice... Sono stato eletto in Veneto dai Veneti, devo fare tante cose, ho le strade, gli ospedali, certo, le scuole, il referendum sull'autonomia, quindi per carità, a me piace chi fa... Cioè il primo che mi vado a prendere è Zaia, ma sì, o sì, è il primo? È il primo a cui chiedo di venire a Roma. Va bene. Notizia di oggi, rimosso Marco Marinci. Chiusa la partita? Non puoi giocare con i cittadini. Padova era cambiata da così a così. I cittadini avevano votato. Massimo Bitonci stava facendo un lavoro incredibile e per ragioni di poltrona, secondo me di affari, di piani urbanistici, di spostamento dell'ospedale, di interessi, l'hanno mandato a casa quelli che erano stati eletti per governare con lui. Quindi è chiaro che devi pagare dazio. Io ho una faccia, ho tanti difetti, ma non cambio idea ogni quarto d'ora, quindi a Padova si ricandida Bitonci, c'è la stessa coalizione senza quelli che hanno preso in giro i padovani e quindi spero che torneremo a vincere, anche perché aveva impostato un lavoro così bello e così apprezzato dai cittadini. Mi spiace che si siano persi questi 4-5 mesi col E rapine negli alberghi e allarme, 2 in pochi giorni. L'associazione degli albergatori interviene, serve maggiore sicurezza, formeremo il personale a dovere. Colpo all'hotel Anthony di via Orlando a Campalto, il secondo a Mestre a distanza di pochi giorni, sempre a danno di una struttura alberghiera. Il precedente era avvenuto sabato scorso in via Dante nell'hotel Giovannina, dove l'addetto alla reception era stato aggredito. Il personale in servizio oggettivamente è un'attività ricettiva, quindi è aperta al pubblico, quindi sicuramente è più soggetto a rischio rispetto ad altre attività che chiudono in alcune fasce orarie, soprattutto quelle notturne. E infatti la notte scorsa un rapinatore giovane, atletico italiano, secondo la descrizione, e armato di coltello è entrato facendosi consegnare i soldi del fondo cassa, 400 euro, minacciando il portiere e obbligandolo a restare chiuso in bagno fino alla fuga. Episodi che si verificano sempre con più frequenza e che preoccupano gli addetti del settore. Abbiamo più volte comunicato con le autorità locali l'esigenza di implementare la sicurezza nella città, Venezia e Mestre, ovviamente, in tutta l'area comunale,
Le autorità di pubblica sicurezza, ammetto, sono state sempre molto disponibili nei nostri confronti, nel senso che hanno sempre garantito la massima assistenza e aiuto e supporto nel momento in cui si sono verificate queste situazioni. Visti i continui e frequenti episodi, l'associazione albergatori intanto cerca di correre ai ripari. Abbiamo già in programma di fare una serie di incontri formativi per il personale per cercare di prevenire incidenti di questo tipo e sicuramente parleremo con le autorità locali per coordinare un'attività di supporto e di sicurezza per tutte le attività presenti nel territorio. Ci fermiamo per qualche momento di pubblicità, ci vediamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio, parliamo di Belluno, del futuro della città che è chiamata alle urne la prossima primavera. Ospiti dell'approfondimento 20 e 10 di ieri sera c'erano il presidente di Confcommercio Doglioni e il parlamentare 5 Stelle D'Inca. Sentiamo cosa hanno detto per questa città. Noi stiamo lavorando ormai da mesi per riuscire a presentare le liste nel bellunese, a Belluno e anche a Feltre, oltre che aver fatto un pensierino su Cortina d'Ampezzo, visto che sarà comunque un motore importantissimo per i prossimi 5 anni, visto i mondiali di Cortina che tu parlavi prima. Stiamo lavorando in maniera assidua, vi sono incontri ogni sera, anzi dicono che le persone che ci ascoltano in questo momento, ci troviamo in via Col di Lana 40 ogni lunedì sera, per cui siete ben accetti, chi vuole partire nel bellunese, chi è della città, chi ama questa bellissima città. A Feltre lo stesso, ogni martedì sera. Per cui stiamo lavorando ad un programma come sempre, ad una lista di persone e poi avremo sicuramente un candidato sindaco che uscirà appunto da questo grande lavoro. Quali sono invece per voi di Confcommercio le priorità? Quali sono i temi in agenda che sottoporrete ai candidati e perché no al prossimo sindaco di Belluno? Anche noi, non solo come Belluno, ma in qualsiasi centro storico, vogliamo portare la gente ad abitarci ancora. Questo è prioritario. Vedete, probabilmente le tasse che venivano fatte per aprire nuove aree hanno spopolato il centro storico. Il centro storico di Belluno, ma anche di Feltre, bravo ma anche di altre località, sta vivendo un momento di grave difficoltà e di difficoltà anche per i negozianti che ci abitano in questo posto. Le tasse o gli affitti? No, non ci sono gli affitti alti, perché oggi noi stiamo cercando come Confcommercio di farli calmierare, anche perché sono anni che sono chiusi, ma una città non vive senza negozi. È uno slogan che tutti devono capire, ma la città deve essere abitata, le giovani coppie devono tornare. E l'approfondimento di questa sera di 20 e 10 è dedicato a infiltrazioni mafiose, ospiti di Andrea Zambenedetti, Maurizio Conte, consigliere regionale di Fare Pertosi, e Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale Veneto di Antenna 3, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Ancora residui piovaschi sulle nostre regioni, ma tempo in via di miglioramento. Vediamo lo scenario previsionale per il Veneto. Giornata molto nuvolosa su tutta la regione, ma scarsi fenomeni o soltanto qualcuno debole sul nord-est trevigiano. Temperature massime sui 6-8 gradi circa, valori minimi attesi tra 2 e 4 gradi. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Il tempo si presenta generalmente nuvoloso, fenomeni mediamente deboli sui settori centro-orientali, più asciutto invece sul Pordenonese. Temperature massime attese sui 6-8 gradi, valori minimi a 3-5 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nuvolosità diffusa ma scarsi fenomeni associati, da evidenziare nebbie diffuse su tutte le vallate centrali. Temperature massime intorno ai 5-7 gradi, minime intorno a 1-2 gradi.
Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati settentrionali sulle zone costiere e deboli al largo. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.